Un mazzo di rose per ricordare Mirko Marchetti, il centauro 34enne morto l'altra notte schiantandosi in sella alla sua moto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione a Rosà. La stessa moto su cui 7 anni prima perse la vita il fratello Mauro a Padova. L'uomo stava percorrendo via Marconi provenendo da Tezze sul Brenta quando, giunto all'altezza di una semicurva, ha perso il controllo della Triumph 986 e si è schiantato contro un segnale stradale, oggi tolto e posto sotto sequestro così come la due ruote, per poi finire in mezzo all'erba accanto all'albero che state vedendo decapitato. Uno scenario agghiacciante, quello che si è presentato davanti agli occhi dei sanitari allertati da un automobilista in transito che ha notato il corpo di Mirko. Per i rilievi, i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica, un malore, un guasto della moto, la velocità, non escludono alcune ipotesi. Forse l'autopsia sul corpo del 34enne, impresario edile con una sua azienda marchesane che viveva in via Cadolfin a Rosà con la compagna e stava per diventare papà.